tre macro problemi, che è la prostituzione, lo spaccio e il degrado dei senza tetto. Quindi quello che chiediamo è organizzazione. Al di là degli sbandati, proprio dei drogati, e soprattutto Ce ne sono tanti. ce ne sono tanti, tantissimi, e che si sa. Stanno qui nella piazzetta? Ma stanno qui, ma stanno nelle piazzette dentro, su tutta la strada, abbiamo tutta la zona, la mattina ci sono siringhe dappertutto, e tra l'altro gli spacciatori adesso sono drogati a loro volta, pertanto c'è veramente una situazione di pericolo. Il nostro parcheggio di notte è diventato un postribolo a cielo aperto, qualche volta anche di giorno. Vengono a fare i loro bisogni sotto casa, fate qualcosa. Io per esempio farei delle aree dove questi sbandati che non si possono eliminare ovviamente. Ecco, questi mandati vadono, tu non vai qui, vai in quell'area dove hai il gabinetto, hai le tue cose, poi lì fai quello che vuoi. Tra esasperazione e proposte, i cittadini per Mestre incalzano l'assessore alla sicurezza Giorgio Deste sulla situazione di via Piave. In città e nella piazzetta dell'antica fontana mancano la buona educazione e il rispetto, al punto che per il mestrino è diventato perfino pericoloso chiederne conto senza riceverne in cambio minacce varie. Mancano pure servizi essenziali come i bagni pubblici. Punteremo nel particolare soprattutto quella che è la materia dell'ordine pubblico, sicurezza, degrado, e quindi anche decoro, ma anche il rilancio economico del territorio. Dobbiamo riqualificarla e rivitalizzare questa zona di Mestre. Deste pensa di affidare la gestione della ex Galleria d'Arte Contemporanea al gruppo di lavoro Via Piave per favorire la socialità e poter usufruire dei bagni, di favorire l'avvio di nuove imprese in zona grazie a fondi europei e regionali per l'imprenditoria giovanile. La collega Zaccariotto ha confermato l'apertura di un bistrò in piazzetta Olivotti, la rimozione delle panchine di piazzetta San Francesco, diventate inutilizzabili, e l'apertura di un mercatino agricolo a chilometri zero vicino alla stazione ferroviaria.